La gola e il paesaggio sono le carte che si gioca il Veneto orientale per attrarre i turisti attesi a Venezia il prossimo anno, in occasione dell'Expo di Milano. Il tema dell'edizione milanese, ossia l'acqua, lo sappiamo, va a fagiolo per Venezia e l'intera provincia. Forse non tutti sanno però che a Torre di Fine esiste l'unica risaia del veneziano, che si estende sui terreni della bonifica e che conta su ben 200 ettari. Soltanto con il riso Carnaroli che esce da queste terre è possibile cucinare un piatto della tradizione della zona di Eraclea, ossia riso e tocchi, un risotto cucinato con il pollo che deve essere rigorosamente ruspante. La ricetta è stata depositata dalla confraternita, nata nel 2009 appositamente e che si muove in una decina di ristoranti della zona e conta 70 adepti. È un piatto tipicamente veneziano, ma più che veneziano diciamo proprio qui del luogo, quindi è proprio nasce in queste zone, era un piatto povero di una volta, quindi nelle case coloniche di una volta non mancava mai il pollo ruspante, l'anatra ruspante, quindi creare un piatto tipico che raccogliesse il ruspante fatto in umido con il riso all'interno è stata poi la ricetta finita. La confraternita si sta attrezzando per intercettare i turisti e dirottarli sul paesaggio di grande fascino nato a ridosso della gronda lagunare, fatto di latifondi e di culture estensive, immagini immortalate in un museo ritagliato dalla ristrutturazione di una scuola elementare a Boccafossa, località di Torre di Mosto. Museo del paesaggio nel paesaggio, intendendo che il paesaggio molto particolare è fuori di noi, è il paesaggio della bonifica ancora degli anni 50 con tutta la sua poesia di acque, di case, e il museo pensa, cioè all'interno del museo si pensa il paesaggio attraverso l'arte. Nella stessa sede domenica è stata inaugurata anche la mostra dedicata alla gola e al paesaggio enogastronomico, da cui dipendono la crescita dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole, un'iniziativa organizzata su input del centro studi dell'Accademia Italiana della Cucina. La suggestione di due riviste, La Gola e FMR, che stanno un po' quasi a guidare il copione di questa stessa mostra. Gli artisti storici, perché abbiamo nomi molto importanti come De Pisis, Barbizan e così via, nel genere della natura morta, e a questi però abbiamo voluto aggiungere, come è il nostro, dicevo prima, il nostro format, ecco, aggiungere alcuni artisti e artiste contemporanee perché ci raccontassero l'immaginario che loro hanno oggi, che sentono intorno al fatto dell'alimentazione e del cibo. Quest'opera, ad esempio, è di un fotografo, Paolo Spigariol, rappresenta una castraura, il prelibato carciofo di Sant'Erasmo, una stampa su una superficie costruita con la terra raccolta nell'isola, un'opera contemporanea che fonde paesaggio e cibo in un unico piacere.